Cioè, non c'è che... No, no, infatti. Allora, stavo riprendo da lei, professore, un altro inquinamento che di fatto Beh, esiste, che inquina, uno pensa soltanto alla propria mente, in realtà poi va a danneggiare in modo gravissimo il cuore, se ne parla, cioè, sugli articoli, in tanti articoli e testate giornalistiche questo weekend, è l'utilizzo di cocaina, che poi la sì, troviamo anche nelle acque dei fiumi, poi sì, nel vediamo in Po, che per esempio, modo va prima a è venuto inquinare fuori, anche sì, sì. l'ambiente Sì, sì, acquatico, sì. in che termini. Certo, certo. La Cosa è cocaina importante che dire purtroppo è questo? diventata di uso diffuso perché i prezzi sul mercato sono calati e quindi è la gente pensa che sia qualche cosa, dato che è uso diffuso, che non sia nociva. Invece la cocaina può essere mortale anche alla prima assunzione. Ed è una cosa che chi ci ascolta deve sapere e trasmettere, soprattutto nei giovani la cocaina è devastante perché non solo a livello cardiaco ma anche a livello mentale, cambia il comportamento, con l'euforia per 15-20 minuti, ma dopo c'è la depressione, cambia proprio la personalità del soggetto, ma a livello cardiaco, rimanendo nel mio ambito, sospettare sempre morti improvvisi sotto i 40 anni, sospettare sempre che ci sia stato qualche cosa di assunzione di cocaina. In che modo Dico agisce? sospettare, non Sospetta. sto Certo, no, quindi no, ci possono se essere poi le qualcuno... malattie del Per esempio cuore. c'è stato proprio recentissimo un articolo di giornale che Sì, vi ho dobbiamo citare. portato, della persona che è andato a lavorare a casa, adesso non ricordo il tipo di lavoro, a casa di un altro per fare dei lavori e ha detto, ha avuto un infarto, ha detto io prendo cocaina e ha fatto benissimo a dirlo, no? Benissimo nel senso che bene prendere cocaina perché si può subito ricorrere intanto al 118 ovviamente e poi le cure, le cure in questi casi perché sono soggetti a infarto miocardico o fibrillazione ventricolare che è uguale a morte elettrica, ci vuole perché hanno crisi ipertensive che vanno curate con farmaco ad hoc, tachicardie che vanno curate col beta bloccante, quindi uno se dice, quindi il messaggio che vogliamo mandare, che io desidero mandare oggi è che se uno fa uso di droghe lo dica se dovesse avere Dei sintomi. dei sintomi, dei disturbi, lo deve dire, non deve tenere nascosto perché così faciliti molto il medico nel salvargli la vita. Questo è Perché importantissimo. quindi già confessare senza non tenerlo nascosto, perché permette al medico di utilizzare subito, invece che questa chiave inglese, un'altra chiave, in maniera di smontare quella bomba a orologeria che... Sì, ecco, io leggo qua in questa ricerca che lei ha portato, che mi sembra anche molto interessante, che ha coinvolto nella fattispecie 40 persone che facevano uso costante, cronico, sì. insomma, di cocaina e sono stati analizzati attraverso biomarcatori nel sangue specifici e hanno riscontrato un danno miocardico, cioè l'elettrocardiogramma nelle 24 ore, l'ecocardiogramma, il test a sforzo e la risonanza magnetica, nessuno di loro aveva un sintomo di problema cardiaco. Eccetto la risonanza. La risonanza esatto, è quella e dopo che... la risonanza magnetica, Sì, quindi questi ecco, sono gli esami la fatti. risonanza magnetica che noi abbiamo, scusa, non volevo interrompere, ma questo era uno studio fatto in Toscana, da un CERT in Toscana, a cui dobbiamo tutti noi essere grati. Già la cosa si sapeva, ma questo è un'evidenza aggiornata in materia. Si sono sottoposti volontariamente questi che frequentavano il CERT, ha detto sì, io sono un assuntore cronico di cocaina ed è il CERT il posto giusto dove andare perché ti insegnano come smettere, come Vabbè, ma chi lo usa la maggior parte non vuole smettere, allora, intanto per questo, ma ti insegnano, se uno va dalle persone giuste, lentamente, non è che all'oggi e domani, come uno a dire, un fumatore, un grande fumatore, dire tu devi smettere, no, che è qualcosa che prende il cervello, la cocaina, come altre droghe. Quindi hanno visto, pur facendo uno screening, proprio uno studio approfondito, l'elettrocardiogramma di base, l'elettrocardiogramma delle 24 ore, l'ecocardiogramma, ma quello che ha
svelato, e i marcatori come troponina I sono termini, BNP sono termini che si fanno in ospedale quando uno arriva con sospetto infarto. Con la risonanza magnetica cardiaca hanno visto proprio che queste persone asintomatiche, prive di sintomi, avevano già un danno. 83% dei casi aveva tracce di edema cardiaco. Edema cardiaco, quindi il cuore era già danneggiato. Questo è un messaggio che deve essere mandato e si deve imprimere nelle menti di tutti noi, di chi ascolta. Se conosce qualcuno che assume cocaina, di sapere questo. È ovvio che non può pretendere domani di andare in ospedale e dire mi faccia risonanza, ma deve andare a confessarsi da un cardiologo e dire guardiamo se lei ritiene opportuno di farmi, che la risonanza magnetica cardiaca ti permette di scovare questi danni che esistono già, ma in pazienti asintomatici, senza sintomi. Che magari stanno anche benissimo. Stanno bene, si sentono, quindi sono quelli che convinti, vedete che la cocaina non provoca niente. Invece sono quelli di una certa percentuale di questi, poi quelli che leggiamo nei giornali, morti improvvise o infarto miocardico, nella migliore delle ipotesi, perché dall'infarto si può venirne fuori se preso in tempo. Quindi è un messaggio questo, perché la risonanza non è in base, sento dolore, non lo sento, e quindi può essere soggettiva. La risonanza magnetica cardiaca è un esame nero su bianco che ti dimostra live, proprio col cuore che batte, come certe zone hanno determinati aspetti cromatici, diciamo, rispetto ad altre, quindi è un'evidenza di evidenza assoluta. Quindi questo studio è stato estremamente utile per ulteriormente documentare il danno di questa sostanza che sta purtroppo dilagando. Una volta era, come ampiamente saputo, fra determinate classi sociali, ma adesso col crollo del prezzo e con l'aumento di questi stramaledetti spacciatori c'è un coso trasversale, e fanno leva sulle persone più giovani, che poi consumano anche alcol, magari, che poi il mix micidiale è cocaina ed alcol. Per esempio nei rave party poco tempo fa c'è stato, per 2 o 3 notti, ho visto in Lombardia, mi sembra che fosse, musica a tutto volume, e si vedeva nelle televisioni che intervistavano uno con il solito microfono nascosto: hai questo? Sì, certo, ce l'ho, cosa vuoi? Crack, che era cocaina fumata, quindi è una cosa impressionante. Frequente. Quindi l'adulto ha già una sua formazione cerebrale che permette di avere un certo filtro rispetto a certi stimoli, a certi inviti. I giovani invece è una preda facile di questi lupi famelici, che sono questi stramaledetti spacciatori. Ecco, qui tra l'altro ci troviamo, sono in collega all'assessore, cosa ne pensa anche lui relativamente a questo. Domenica 10 novembre, quindi ieri, nella pagina per esempio di Abano, Montegrotto e Colli, da un lato c'è l'articolo: colpito da infarto a casa del cliente, un imbranchino quarantenne ai soccorritori rivela di aver assunto cocaina, e vicino la canna fumaria va a fuoco, il fumo intossica l'anziano, e proprio si trattava di una stufa a legna. Proprio c'è l'abbinamento dei 2 articoli uno di fianco all'altro. Successo, purtroppo, non c'è niente da ridere, successo ieri. Tra l'altro l'utilizzo smodato di queste sostanze, perché se ne parla così ma in realtà è frequentissimo, va a inquinare anche direttamente e indirettamente l'ambiente, perché abbiamo visto delle percentuali altissime nei nostri fiumi. Sì, e poi l'effetto anche, voglio dire, inquietante che appunto hanno determinate sostanze non lo si ha ovviamente nei danni che fanno alle persone, ma anche in genere ai danni all'ambiente, che poi comunque ritornano comunque anche i danni che può avere l'ecosistema, ritornano comunque addosso a noi. Per cui effettivamente ci sono queste situazioni che peraltro poi quando emergono sembra che ci sia, voglio dire, una situazione non sempre grave. In realtà la diffusione è molto più grave, perché a sentire appunto l'impatto mediatico magari dura un giorno con il titolo, esatto, però poi le autorità sanitarie da anni che dicono attenzione, 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 guardate che si abbassa l'utilizzo di sostanze si abbassa l'età in cui si inizia a utilizzare determinate sostanze e si allarga sempre di più. E questa è un'altra tragedia, un'altra problematica che anche qui avrebbe bisogno di
di interventi sistemici che poi è facile a dirsi in termini, voglio dire così, grammaticali, poi estremamente complicati da applicare dal punto di vista pratico. Penso che un messaggio lo stiamo già mandando adesso con la formazione di queste trasmissioni ai genitori. Se vedete che cambia il comportamento dei vostri figli, pensate anche a questo. Non è sempre tanto succede agli altri. Questa è una cosa, a mio avviso... Assolutamente, nelle famiglie si verifica. Sì. Ma secondo lei, dottore, ci sono degli elementi sintomatici di comportamento che possono essere ravvisabili nelle persone che fanno utilizzo costante di queste sostanze? Intanto quindi... midriasi, la pupilla dilatata, parlare molto quando uno è sotto l'effetto, un parlare a raffica molto, parlare a raffica ed euforia. Fuori il soggetto, che poi crolla, dura tutto per circa 20 minuti, mezz'ora e poi il soggetto vedi che diventa come depresso, c'ha questo download, come dicono gli americani. Quindi è facilmente riconoscibile un soggetto che assume cocaina, pupille dilatate, un parlare molto, oppure un soggetto che assume farmaci stimolanti, ecco, perché non solo la cocaina può dare questo, ma e poi loro dentro di loro hanno senso di onnipotenza, di pericolo, per niente le rapine delle banche è una cosa notoria, certi assumono la cocaina prima per darsi coraggio perché hanno senso di onnipotenza, di poter fare tutto quanto, e quelli che hanno subito più una rapina in banca, io mi ricordo mio paziente che aveva subito 7 rapine aveva fatto un infarto. Dottore, no, la prima aveva preso paura, poi riconosceva già a prima vista chi era uno drogato o meno, e qua diceva stiamo tutti calmi, perché questi non c'è da scherzare, questi possono schizzare via, mentre lui chiamava i professionisti, quelli che erano calmi, andavano, davano, e quindi questi possiamo stare più tranquilli, mi diceva, che sono dei professionisti, mentre quello che si improvvisa rapinatore prende la cocaina per darci questa carica che è del tutto innaturale, che poi si paga perché tutto ciò che è forzato è come mandare una macchina a massima velocità e poi il motore si imballa, come diciamo, oppure dopo ne risente, non ha più lo sprint che aveva prima se andiamo a usarla. Quindi... Assolutamente. Dopo vediamo anche della diagnostica, come si può valutarlo, facciamo una pubblicità, solo una battuta. Assessore, relativamente all'inquinamento anche delle nostre acque e quindi dopo delle campagne eccetera, si sta facendo qualche cosa? C'è un monitoraggio dell'aria ma anche dell'acqua? Sicuramente, anzi certamente abbiamo anche in questo campo, per esempio, ci sono delle competenze specifiche dell'ente provincia sulla qualità appunto delle acque. Anche per quanto riguarda le acque ci sono delle autorizzazioni specifiche che vanno a prevenire, dovrebbero prevenire l'emissione di sostanze inquinanti, e poi c'è il continuo monitoraggio eseguito dall'ARPA che consente di capire della qualità. Possiamo stare tranquilli? Noi abbiamo delle situazioni che potrebbero creare qualche problema e che in passato creavano, voglio dire, inquietudine anche tra gli addetti ai lavori. Ci sono delle situazioni anche qui che vanno monitorate. In questi anni comunque c'è stato l'aumento, grazie anche ai fondi che sono arrivati nelle nostre zone relativi appunto alla Salguardia di Venezia, c'è stato l'aumento abbastanza massiccio dei depuratori, per cui qualche risultato in questi ultimi anni si è ottenuto, però non è comunque anche questo un aspetto secondario da sottovalutare, perché ci sono ancora, soprattutto in determinate zone della nostra regione, poi se pensate che comunque le acque vanno verso il mare, e quindi in gran parte anche della provincia di Padova, soprattutto quella bassa, hanno fiumi come il Bacchiglione ma anche il Fratta che avevano dei livelli di inquinamento molto alti, perché appunto venivano da zone come il Vicentino, dove c'era una grossa presenza di attività industriali che producevano sostanze inquinanti. Voglio dire, ci sono comunque delle situazioni che vanno ancora monitorate, che ARPA sta monitorando e che presentano delle criticità, insomma. Quindi situazioni di criticità però che vengono monitorate, quindi da quel punto di vista. Sì. Continuiamo su questi argomenti, dobbiamo andare subito in pubblicità, tra poco.